Il Veneto nella Grande Guerra è il titolo dell'evento conclusivo delle iniziative per il centenario della Prima Guerra Mondiale. A Piazzola sul Brenta, Villa Contarini fa da cornice ad una giornata ricca di eventi che è anche occasione per tracciare un primo bilancio sull'attività svolta in questi anni. Le attività sono state tante, diffuse su tutto il territorio regionale, caratterizzate da interventi infrastrutturali sui nostri sacrari, sulle linee di combattimento, su quelle che sono state le linee del fronte, monumenti, luoghi della memoria, la possibilità anche di dare un'offerta museale coordinata, quindi la possibilità di far sì che questa pagina dolorosa della storia, che ancora oggi è così profondamente viva nel cuore dei nostri cittadini veneti, rappresenti anche un momento di partenza e di sguardo verso il futuro. E proprio da chi rappresenta il futuro è arrivata una delle risposte più importanti alle iniziative per il centenario della Grande Guerra. Abbiamo trovato grande rispondenza nelle scuole, tra i ragazzi in particolare, con dei docenti, alcuni veramente motivati e commoventi perché hanno capito che educare, far crescere come persona significa anche far capire che cos'è l'identità. E i ragazzi, quando dai la storia vera, la storia dei propri luoghi, se la tengono nel cuore e la fanno propria. Allora non è solo la storia del passato, ma diventa la storia del futuro. La storia della Grande Guerra è anche la nostra storia, la storia della nostra terra e delle nostre famiglie, una storia densa di significati. Ha significato secondo me soprattutto ricordare il sacrificio e la vittoria dei nostri nonni. Fu una guerra terribile che secondo me era meglio non fare, ma questa non è una buona giustificazione per far passare sotto silenzio l'immenso dolore, l'immenso coraggio dimostrato dai soldati 100 anni fa in questi stessi giorni, in queste stesse terre.